Ciao amici e benvenuti al 91esimo episodio della nostra partita italiana. Eh, Come ben vedete abbiamo fondato una nuova colonia, lo Stato nazionale è stato rinominato Nuova Tuscia e come vedete la nuova capitale è Nuova Fiorenza. Gli ho dato un nome più classico che è quello che preferisco piuttosto che Firenze. E abbiamo fondato anche Nuova Pisa e Nuova Grosseto, mentre per le altre città importanti toscane abbiamo pensato che prima bisogna finire la riconquista, prima di fondarle, la riconquista. Sì, in effetti, se non per questa provincia si può parlare di riconquista. E comunque per Nuova Fiorenza e anche per le altre città si è mantenuto anche il nome locale, Tenochtitlan, anche perché abbiamo preservato in questa regione le culture locali, Azteca, Maya e Zapoteca, in rispetto insomma di queste antiche civiltà. Cosa che non hanno fatto gli inglesi che invece hanno già convertito alla cultura inglese il possedimento. Allora, vediamo un po'. Gli inglesi con i quali però siamo in guerra, come ben sapete, abbiamo combattuto due battaglie molto aspre contro gli austriaci loro alleati. Ci sono state anche delle battaglie navali che hanno causato l'affondamento della flotta francese, tra le altre cose. Io direi... tra l'altro i francesi avevamo concluso l'episodio dopo la scoperta di colonie francesi in questa zona. Questo mette a repentaglio tutto il Pacifico, sostanzialmente. È una cosa molto pericolosa, a mio parere. E bisognerebbe quindi continuare l'esplorazione, secondo me. Poi volevo trovare... Non c'è una flotta da queste parti. Forse le armate abbiamo un po' esagerato. Allora, flotta. Ci dovrebbe essere una flotta d'Occidente, eccola qua. Già, si trova già in loco, benissimo. Perché qui queste due province... Allora, volevo finire l'esplorazione del profondo nord, però abbiamo bisogno di un esploratore se vogliamo fare una cosa del genere. Avremmo bisogno anche di altri leader in realtà. Siamo un po' in difficoltà, dobbiamo dirlo. Beh, iniziamo a far fuori questi. Caddo, Pony. Dovremmo fare a meno dei leader qua. Allora, qui fuggono. Io direi... a questo punto potrebbe convenire, anziché inseguire, lasciare degli... Però aspetta. Voi assediate Vienna. Purtroppo noi non abbiamo pretese sui territori austriaci, quindi questa guerra sarà un po' inutile da quel punto di vista, però vediamo di farli fuori del tutto. Io direi di mandare in aiuto i francesi delle legioni. Voi non dovreste... Allora, noi dobbiamo vedere adesso di assediare l'Austria. Qui ci sono gli esploratori. Io direi che abbiamo due punti da esplorare. Uno è l'Oceano Pacifico. Magari iniziamo da qui e seguirei magari la rotta verso l'Oceania. Vediamo un po' se sarà possibile. Qui cosa stiamo combinando? Le pretese su Avignone.
Pure loro hanno dichiarato guerra a Gellere. Gerre... Ah no, pure mi sto confondendo con un'altra partita. Aspettate. Savoia. Qui si stanno formando le strane alleanze. Ah, ecco. Ah, è stato liberato Friesland, quindi una notizia positiva, involontariamente. Però adesso Utrecht ha dichiarato guerra a Geller. Cioè, ecco, non vale la pena di dichiarare guerra allo Stato della Chiesa a volte. Dove andranno? Stanno andando in Tirolo? Ui, non me l'aspettavo. Questa non me l'aspettavo. Se vanno in Tirolo si uccidono. No, non sono andati in Tirolo. Dove stanno andando sti pazzi? Eccoli. Ok, qui abbiamo assediato tutta una zona. La nostra zona, diciamo. I francesi stanno assediando tutta l'altra, mi pare. Sì, tranne alcune città importanti in realtà. Allora, poi queste guerre. Qui come sta andando? Abbiamo ingaggiato, bene. Beh, direi... Ok, non c'era. Ok, li abbiamo proprio distrutti al 100%. Qui abbiamo ingaggiato i nemici, anche qui sembra tutto bene. Io direi però di concentrarci sulle zone più pericolose. Qui abbiamo gli inglesi che hanno livello 18 di tecnologia. Ecco qui la flotta inglese. Vediamo se riusciamo ad affondarla. Forse, però a sto punto io suppongo che l'esploratore ci serve. Anche perché tra poco dobbiamo colonizzare. Non è che ci manchino le cose a colonizzare, per carità. Per nulla, però se potessimo esplorare non mi dispiacerebbe. Qui produciamo dappertutto pesce. Allora, qui abbiamo la legione iberica che è un po' inutilizzata al momento. Meglio così. Allora, l'Austria dove starà andando secondo voi? Io me ne andrei verso... No, però non hai capito, Ok, di qua. Andiamo in Delfinato, dai. E invece i poni che cacchio combineranno? Non lo sappiamo. Ok, qui abbiamo stravinto. E abbiamo ingaggiato. Ecco, io dicevo che serviva il leader, ma naturalmente poi me ne sono dimenticato. Ok, almeno un turno è andato bene a noi. Ho fatto una cavolata, come al solito. Forse. Vabbè, anche in realtà non ci importa molto che affondino. Questo è il lato positivo. Qui abbiamo fatto fuori quelli di Graz, bene. Allora io direi di lasciare questi e andarcene anche perché non è che ci servono moltissimo gli altri. Ecco l'Austria. Che io non so dove andrà, ma... Vabbè, più tardiamo la... Terror sta affondando. Ah, ma non hanno un leader neanche loro? Vabbè, a sto punto possiamo anche ridere un po' sopra. Però finché non affondiamo i loro galeoni, sono quindi avanzati come noi, non saremo al sicuro. L'Ansa è con noi, penso. Sì, va bene. Mi dispiace inglesi, ma avete fatto una fine terrificante. Però noi abbiamo perso un galeone, vabbè. Qui abbiamo... Io penso, ma adesso possiamo... Scusa, l'Austria... Ah, c'è anche il Commonwealth con voi. E la Svizzera. Però là aveva anche la Boemia. Insomma, c'è pieno di alleati.
Chi sarebbe... Boh, no, non è il caso. Qui abbiamo pure un leader al momento, quindi... Ok. Li abbiamo devastati. Gli inglesi, ciao! Come non abbiamo guadagnato tradizione? Vabbè, andiamo qua noi. Però a dire il vero non va benissimo così. Anzi, andiamo qua. ...29. Qui quanto ci si impiega? 2 giorni qui. 2 giorni. Vabbè, vediamo, dovremmo arrivare in tempo. Se non arriviamo in tempo fa niente. 31, benissimo. Allora, vediamo cosa fare di questa maledetta flotta, che non ho la più pallida idea. Non abbiamo un modo di fare un casus belli, no? Non troverò mai modo di fare... Ma noi siamo in guerra con Brunswick, ho visto. Brunswick non è però un elettore. No. Miglioriamo un po' con Treviri, va. Ecco qui la colonia, la prima. Io ci mando qui adesso. Mio Dio, 700 giorni per arrivare, ok. Però non c'è quasi nessun nativo. Ma non possiamo far niente. Ci vorrebbe la conquista di qualche infedele. Anche solo Algeri, ma... Ci vorrebbe essere imperatori per avere quella. Qui quanti siamo? No, non siamo miliardi al momento. Ok. Allora, dove sono andati gli austriaci? Eccoli qua dove sono andati. I maledetti. Dovremmo andare a farli fuori. Forse dalla grande sconfitta che abbiamo ricavato, penso che sia migliore la fanteria da shock a sto punto, anche se cambia. L'unica cosa che è migliore è lo shock, perché per il resto è molto peggiore. E inoltre ho pensato che forse non sono bilanciate molto bene per quest'epoca. Ci hanno scoperto, maledetti. Proprio al 94% ci hanno scoperto, naturalmente. Beh, non gliene è fregato niente a nessuno. O quasi. Questi dove vanno? A Ghent. Vabbè, andiamo qua noi. Aspettiamo che arrivino in maggiore numero. Questi arrivano il 13. Vabbè, questa volta li lasciamo colpire. Forse. Sì, direi che è il caso. Se non li lasciamo colpire ora... Attenzione. Si sono presi altre province. Vabbè. Allora, qui sto facendo aspettare un po' troppo però sta flotta, Ok, abbiamo fabbricato le pretese. Io direi che questi possono anche andare a prendersi Avignone. I lacedemoni. Allora, qui ok, stiamo
io direi che qui possiamo anche andare qua. Qua possiamo prenderci finalmente questo. Forse. Qui gli inglesi sono sotto assedio ormai ovunque. Ma guarda dove sono i nemici. Il loro leader, ma che livello 14? 14, però tecnologia quindi occidentale. Ah no, vabbè, li distruggiamo. Li stiamo facendo fuori abbastanza rapidamente. Stranamente dove abbiamo più esercito siamo più scarsi, ma questo non è spiegabile. Non è possibile che facciano quasi più perdite loro che non noi. Allora, una ribellione, qui abbiamo vinto. Dove staranno andando adesso? Se tutta l'Austria è sotto assedio? Ah no, c'è Nissau. Staranno andando lì. Con ogni probabilità. No, però voi andatemi così a Nissau. Quindi abbiamo perso altri uomini. No, però voi andate a assediare questi, dai. Senza leader, no. Vabbè. Anzi, usiamo il solito stratagemma. Diplomatico tornato. Allora, qui mi stavo dimenticando di nuovo. Allora, io direi che qui più che altro dobbiamo puntare allo sbarco. Ma hanno affondato un po' di navi, però... C'è una nave, però me le hanno danneggiate. Me ne hanno danneggiate molte, ecco. Ok, andiamo qua. Un po' tardi, ragazzi. Allora, vediamo un po' di migliorare anche con il Württemberg. Dove è il porto? Qua. Dai. Qui quando è che si arrivava? Ma non ha porti questa regione. Solo i galeoni però sono stati... Ah no, però quasi. In realtà era bene se affondava tutta sta roba. È ormai superata tecnologicamente. Ci serve l'esploratore però. E vabbè, aspettiamo un attimo, perché non voglio perdere potere militare. Vorrei almeno prima passare di un livello. Morto il conquistador. I Maya sono collassati. Li abbiamo distrutti completamente anche questi. Ci vuole un altro conquistatore. Non voglio perdere punti militari, mi fanno perdere conquistatore. Vabbè. Qui dovrei anche andare a fare un po' di esplorazione, perché i russi si avvicinano su quel versante. Ormai sono arrivati al mare da un po', probabilmente. Quindi è un po' una gara contro il tempo lì. Allora, eccoli qua. No, però qui, eccolo. Mettiamolo qua. Lodovico Vico. Distruggili. Vai. A Nassau.
Wow, li abbiamo. Noi guadagniamo 0 naturalmente. Va bene, così impara a averci dichiarato guerra. Io direi di tornarcene comunque dopo aver lasciato l'assedio, che è in mano nostra. Qui abbiamo... ah no, non abbiamo tutto. Allora andiamo qua. A Zurigo andiamo. Zurigo è sotto assedio, no? Allora io direi prima di tutto di non... prima che facciano... fraintendano, ok, non attaccatevi. Ma sembra che stia andando tutto per il meglio. Io qui mi dimentico sempre la flotta. Eccola. Allora, scherzavo anche qua. Qua dobbiamo tenervi uniti. Lasciamo pure l'assedio. E voi dovete andarmi qua perché dobbiamo sbarcare in Inghilterra. Sarà uno sbarco in Normandia al contrario questo. Normandia al contrario. Qui è 3 che ne servono. 6. Ok, ne abbiamo 6. Qui a sto punto aspettiamo l'arrivo e poi portiamo anche un'altra legione. Io ero convinto di aver segnato un leader, invece evidentemente no. Vabbè, stiamo assediando mezzo mondo. Caddo. Pima sono quali? Questo è Caddo. Però stiamo vincendo il 10. Ah, non abbiamo occupato. Naturalmente fanno alleanze con l'Austria, sti simpatici. Dov'è la flotta da commercio inglese? Non credo sia andata in Inghilterra. Allora, io direi di andare alla ricerca di quella flotta. Però lasciamo 10 galeoni qua. Anzi qua. Possibilmente. Dov'è la flotta inglese? Non esiste più. Magari l'ha fatta fuori qualcun altro. La facciamo così, se no non la troveremo mai. Ok, no, è stata già distrutta, spazzata via. Allora forse ho fatto un po' una cavolata. No, non è vero. Ormai non si possono più far cavolate. Qui lasciamone 3. Questi li dividiamo in 2. Una non andiamo qua. E una qua. Vai. Viene ingaggiato un nemico temibilissimo. Procediamo. Ok. È arrivato un diplomatico, mandiamolo al Papa. Vediamo se prima o poi ci vorrà un po' più bene. Ma sembra che sia già disposto a fare alleanze. No. Ah, perché siamo in guerra, no? Temono molto la nostra guerra, a quanto pare. Ah, questa era una nave pesante. Perché abbiamo perso un casus belli contro i Cherokee? Cherokee?
Contro di voi. Abbiamo perso un casus belli? Com'è possibile? Boh. Oh, non l'abbiamo neanche affondata sta nave. Wow. Sta andando tutto per il meglio. Voi andate qua. Anzi, finiamo il turno prima, magari vinciamo già. Va bene. Allora, vediamo un po' di fare un trasporto coi fiocchi. Sembra stia andando tutto molto bene, tranne per i cardinali. Allora, noi vogliamo in realtà solo Minnesota. Bungie. E... ah, mio Dio, che fortezze avete voi? Ah, avete una particolare fortezza, vabbè. Allora, vediamo un po'. Ma magari riusciamo già a far pace. Ormai abbiamo quasi finito anche le integrazioni. Vediamo se riusciamo a sbarcare. Questa sarà un po' più difficile. Ma dovremmo fare anche quell'edificio famoso. L'ammiragliato. Ci servono ancora un po' di soldi per quello. Qui quando è che arriviamo? Ah, stiamo a ripararci un po' ancora, dai. Ok, abbiamo attaccato. Non si può andare ad Armor? Sì. Allora che cosa... anzi, andiamo qua. Ah! Ci siamo fregati. Scusate. Dichiarazioni di guerra. Aia, la Bavaria. Augsburg. No, 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 voi non fate sta guerra. Allora. Trevi, rivieni. Sappiate che questa guerra finirà presto, no? Kilva riconquisti Mogadiscio. Ce la faranno? L'Austria è entrata in alleanza con Augsburg, ho letto bene. Minchia!
Alleata con Svezia, Inghilterra, Commonwealth, Augusta, Magonza, Sassonia, Würzburg, Genova, Stato della Chiesa e Savoia. Austria, ti senti bene? Alleata con l'Austria, mentre la Bavaria ha delle alleanze strepitose. Ma ti distruggiamo, Bavaria. Allora, hai chiesto l'aiuto? No. Fare una brutta fine. Te lo dico io. Perché abbiamo liberato noi Augusta e non te la prendi così facilmente. Allora. Vai. Cazzarola. Abbiamo vinto comunque. Che è molto significativo. Devo ricordarmi che abbiamo adesso l'opzione delle marce forzate, me ne dimentico sempre. Allora, vediamo un po'. Augusta, vieni qua. Sì, adesso forza la pace su Augusta non posso perché dobbiamo avere almeno 100. Ci facciamo vedere. Miglioriamo le relazioni qua. Mica vi conquista in un mese. Allora, vediamo un po'. No, scherzo, lasciamo. Mi sono dimenticato di questo, tra l'altro. Lasciamo riparare ancora qualche giorno. Va bene. Ok, abbiamo vinto. Inglesi, state facendo una brutta fine. Strano che qui invece non è ancora caduto niente. Gli austriaci hanno ancora una provincia. Ah, ma serviva quello. Che genio. Ecco perché era ancora lì. Piccolo particolare. Però forse questo è meglio mandarli. A Poitiers, mandiamoli a Poitiers. Hanno già rotto le mura. Però siamo a 96, 98. No, 90. Ah, no, non è. 93 siamo. Allora, io penso che potremmo già fare delle offerte di pace. No, ma rimaniamo qua, tanto 47 il limite, siamo proprio 47. Eccoli qua. Anche gli ultimi austriaci scompariranno dalla faccia della terra, benissimo.
Che bella guerra. Era iniziata un po' male. Adesso iniziamo ad assediare anche loro. La Svezia è un reggente. Ma aspettiamo la fine al mese. Qui va tutto bene. Qui come sta andando? 95. Ho finalmente qualche provincia che cade nelle nostre mani. Qui abbiamo 2 legioni. Beh, lasciamo tutto così com'è al momento. Ah, non ho... Sì, una cosa che non ho considerato è per accelerare un po'. No, questa non funziona, va bene. Tariffe sulla lana. Vai. Vediamo, il 7 arriviamo, vi distruggiamo subito, almeno secondo le mie speranze. Dobbiamo mantenerlo. Stefano Doria Panfili, va bene, lo manteniamo. Allora, voi arrivereste il 15, il 13, tardi, insomma. Non siete partiti benissimo, ragazzi, eh? Ok. Abbiamo assediato con successo Vienna. Però adesso a fine anno ci riprendiamo sto diplomatico perché... Qui stiamo avendo comunque delle gravi perdite, ma abbiamo vinto ormai. Ottimo, abbiamo... Adesso abbiamo un po' da guadagnare. Va bene. La Francia ci sarà molto grata, immagino. Allora, prendiamo l'appena sbarcata legione insieme con l'altra, questa, dai. Questi staranno andando a Londra, probabilmente. Questi li mandiamo, li dividiamo e li mandiamo qua. Ok. Questi sono i Pima. Ok. Non abbiamo più la conquista sulla conquista sull'Algeria, ma ci importa davvero poco. Cavoli, stiamo facendo un po' fatica, accidentacci. Dovremmo rinunciarne almeno a uno. Spero solo a uno. Stiamo iniziando gli assedi. Voi pensate di salvarvi andando a Londra? Purtroppo, sì, questa conquista... Io speravo conquistassero Ottawa in realtà, non che perdessero, ma...
stato impossibile. Ok, qui possiamo anche richiamare. Attenzione! Hanno dovuto cedere alla Siria un sacco di province. Negev, Mosul. Allora, Gaza. Avevano ancora 3 province, io pensavo 2. Ma hanno dovuto, quello che temevo, rinunciare a Sidone, al Jaff. Però penso che nonostante non abbiano più il core, le vorranno di sicuro. La prossima guerra contro i Mameluc, contro gli ottomani, poi subito con... No, per fortuna sì, c'è un minimo confine. Accidentaccio che confine. Allora, dobbiamo sbrigarci. Andiamo a farli fuori, dai. Dopo il saccheggio di Londra. No, 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 che fanno questi? Arrivano a febbraio. Sono pazzi. La vogliamo tutta per noi. Wow, ma stiamo perdendo davvero contro... Mio Dio. Ok, il limite... Allora, vediamo se riusciamo. Mio Dio, ma stiamo straperdendo. Porca miseria. Abbiamo perso 6.000 uomini. Wow. Esaurimenti guerra. Se andiamo avanti così. Ok, sbarcate ragazzi. Wessex. Io non riesco a capire. Stiamo per diventare sbilanciati. Vabbè, a questo punto anche qui dobbiamo portare anche questi. Chiaramente ho dimenticato di usare il diplomatico qua. Allora, qui abbiamo finito le guerre, direi, perché a noi interessa tutto sommato poco. L'unica cosa è che ci interessa allora, l'Austria. Vediamo un po' l'Austria. Iniziamo dai vicini, perché poi l'Austria non interessa che lasci andare via le Fiandre e ci dia tutti i suoi soldi e ci conceda. Ok, ci vuole un po' di roba. Anche i vassalli, direi. Ok, rinunciamo a questo. Ci interessa avere i vassalli, ma no. Potremmo anche far ritornare alcune province, ma non mi interessa molto questo. Poi vorremmo intervenire, appunto. È da sola la Bavaria, no? No, c'è anche Hesse. Hesse non è un elettore, vero? No. Molto male. Perché noi vediamo di forzare la pace alla Bavaria. Non accetti? Ah no. Allora dovete essere voi a far pace? No, allora non ci siamo capiti. Ah, ecco, sì che si può. Non c'è desiderio di pace. È la volta buona che distruggiamo la Bavaria.
e la sua successione disputata. Von Wittensbach. Io speravo di finire magari prima qualche... Vabbè, e iniziamo a racimolare un po' di truppe perché... Ok, ho capito che dobbiamo... Vabbè, riformeremo la legione dopo, però adesso dobbiamo far così. Allora, iniziamo a far pace con questi, allora. Da voi vogliamo questa provincia proprio, ma che fortuna. E poi vogliamo un sacco di soldi. 1400, non ne avete di più? Speravo ne aveste di più. Siete riusciti a spenderli tutti di colpo? Mi state prendendo in giro. Così abbiamo il collegamento, non ci costa niente. Ok. Ah, ma era la crociata questa. Facevo bene a farla durare di più, forse. Non ci ho pensato, maledizione. Non penso mai alle cose che bisogna pensare, vabbè. Cadde prima. E qui, vabbè, se non altro dobbiamo accorpare le armate, perché se no abbiamo lo stesso successo che potrebbe avere non so chi, ma niente di buono. Sì. Wow, stiamo perdendo migliaia di uomini al secondo. Forse ci conviene arrivare insieme la prossima volta. Oh, finalmente li abbiamo fatti fuori, però. Quindi un minimo di successo ce l'abbiamo avuto. E non abbiamo più la crociata, va bene. Io volevo dichiarare guerra ad Avignone, ma probabilmente ci toccherà la guerra contro, anzi ci tocca la guerra contro la Bavaria. Forziamo la pace, non accettano. Ma io volevo almeno, vediamo se riusciamo a finire questi assedi, poi chiudiamo l'episodio. Cacchio, la Wessex, va bene. Tu hai sbagliato completamente combinazione, va bene. Io direi tutti i galeoni, tranne te, li mandiamo a bloccare i porti. Allora. Sì che appunto me li
Strasbagliati. E mandarli qua. E qua. Forse ce la stiamo facendo pian pianino. Questa è un'altra legione. Ostmark, vai. E Ghent? Ah, qua. Fantastico. Vediamo se riusciamo. Abbiamo una discreta possibilità qua. Sì, fantastico. Ok, direi che abbiamo liberato abbastanza armate per iniziare la guerra. Magari le muoviamo un attimo prima. E la Spagna ci odia, sì. Vabbè, noi vediamo un po' come siamo messi ora. Va bene. Magari mettiamo d'assedio proprio anche l'ultima provincia. Armata di Hainaut e armata di Ghent. Quindi questa era una legione, ma non è più una legione. Che legione era? Bella domanda. Perché non è più una legione? Hanno preso due nomi strani. Magari è rimasta la legione invece. Era la prima. Ci sono un sacco di armate. Armate. Manca la legione prima. Va bene. Eri la legione prima. Ricostituiamola e chiudiamo qui l'episodio. Va? Prima italica. Vai. Qui. Andiamo di qui. No. Sì, andiamo di qui. Ormai voi siete abbastanza circondati, devo dire. Ci servirebbe questa. Eccolo lì, che è proprio il restante della legione. Oh, abbiamo vinto al 100% quasi. Magari facciamo pace con l'Austria a questo punto. Libererebbe anche Brunswick. Vassallo. Questo non accetterebbe. Allora noi vogliamo le Fiandre come stato sovrano. Guarda. Perfetto. Però non è uno stato all'impero le Fiandre. Ah. E non c'è nessun stato dell'impero che possa liberare? No, meglio allora non liberarle se sono nell'impero. Se non sono nell'impero. Vabbè, vediamo comunque al prossimo episodio, dai. Alla prossima. Ciao.